delle... Giovedì 30 settembre, San Girolamo, è il 273esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 92 al termine. Il sole sorge alle 7.07, tramonta alle 18.53, la luna sorge a mezzanotte e 56, tramonta alle 16.13. I negozi di Piazza San Marco a Venezia sembrano trasformati in altrettanti serragli. In tutte le vetrine sono esposte pellicce e animali imbalsamati, zibellini, volpi, martore, ermellini, pantere, tigri. È l'annuncio della nuova moda invernale, in dispregio alle norme emanate contro il lusso dai magistrati alle pompe. Le previsioni per domani: cielo sereno poco nuvoloso per passaggio di velature e sviluppo di modesti cumuli sulle zone montane nel pomeriggio. Precipitazioni assenti, temperature minime in ulteriore diminuzione, massime senza notevoli variazioni in pianura, in aumento in quota. Torreglia è caratterizzata da una zona prettamente collinare e da un'altra più pianeggiante. Il territorio è ricco di luoghi di interesse storico e artistico, monumenti, ville e luoghi di culto che permettono di conoscere la storia millenaria di Torreglia, ma anche le tradizioni dei suoi abitanti. Da non perdere la visita dell'affascinante borgo di Luvigliano, dove nel 400 e 500, sotto il dominio della Repubblica di Venezia, vennero costruite sfarzose ville patrizie, tra cui spicca Villa dei Vescovi. Armonicamente inserita nel paesaggio collinare, è un connubio perfetto tra eleganza rinascimentale e classicismo romano. Nel 2005 Villa dei Vescovi venne donata al FAI, Fondo Ambiente Italiano.